Allora, siamo a Busto di Rovigo per la 48esima entrega. Quando la Spagna chiama, l'Italia risponde e noi naturalmente rispondiamo. Benedetta ha risposto 2 volte, vero? 2 volte, sì, esatto. Una volta in gennaio e una volta in giugno con Zeus la prima volta e Atalanta alla seconda. Come mai avete deciso di adottare ben 2 levrieri? Allora, io ho già un altro cane a casa che è meticcio, che è Aki, e non lo so, sentivo il bisogno di regalare un po' di gioia anche a lui, che comunque l'ho adottato che era comunque piccolo ed era arrivato il momento di ampliare un po' questa famiglia. Quindi abbiamo deciso per Zeus la prima volta. È stato un po' complicato perché era un cane davvero pauroso, timido, però diciamo che ci siamo conosciuti piano piano. E successivamente, appunto in giugno, è arrivata la mia piccola Atalanta, che ha dato anche lei una grande spinta a Zeus per avere meno paura e per insomma cercare, ecco, di essere felice appieno. Tuo marito non sapeva niente, è una sorpresa, Atalanta è stata una sorpresa per lui, vero? Esattamente, sì, 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 è stata proprio una cosa decisa. Lui aveva un po' capito che c'era comunque qualcosa, però quando è stato qui l'ho portata io e poi cioè adesso è la sua ombra, quindi non si staccano un attimo. Com'è stato il processo dell'adozione? Da quando avete chiesto ad Insieme per FBM di adottare il cane fino insomma, alla trafila, come vi è sembrata? Com'è stata? Allora, è stato tutto quanto molto facile. Dai primi contatti con Cinzia abbiamo compilato tutte le cose insomma, che c'erano da fare, compilato insomma, tutti i documenti. È stato cioè davvero molto facile, siamo stati seguiti passo passo, quindi davvero cioè proprio una cosa veloce, rapida, abbiamo avuto tutte le informazioni, essendo comunque la prima volta per noi con questa razza, avevamo insomma dubbi, perplessità, invece è stato veramente, cioè è come essere stati cioè, accolti in una famiglia, quindi dove puoi fare domande, non ci sono domande sciocche e quindi siamo stati proprio davvero accolti e siamo a nostro agio. Allora, sulla famiglia posso dire che condivido in pieno anche perché adesso noi facciamo parte di un'altra famiglia, quindi abbiamo questo gruppo WhatsApp dove ci scambiamo le foto, consigli, suggerimenti. Meraviglioso, il gruppo è davvero un punto fondamentale per chi ha adottato, per chi ha vissuto questa storia, diciamo, ed è davvero bello perché ogni giorno c'è un buongiorno, c'è qualcosa di nuovo, c'è foto, guardate, cioè, insomma siamo andati, quel posto lì insomma, è bello, i cani, quindi è proprio un'allegria, cioè è proprio una quotidianità, quindi cioè, è meraviglioso vedere anche gli altri, confrontarsi, cioè proprio ci si sente accolti e cioè, nessuno, e anche liberi di esprimere anche sia l'amore per questi cani ma anche dubbi, perplessità, e c'è sempre qualcuno disponibile a darti informazioni, quindi davvero è un'esperienza che tutti quanti dovrebbero provare. Come hai conosciuto Insieme per FBM e quindi anche FBM? Ok, allora cercando, i levrieri sono sempre stati cani che mi hanno sempre affascinato, cioè li ho visti anche comunque nella mia città, ce ne sono parecchi che girano, quindi cioè, li ho sempre visti come cani estremamente eleganti, pacati e io comunque anche anni fa dicevo cavoli sarebbe veramente bello un giorno poter averne uno. E ho guardato levrieri, adozioni e proprio cioè, sono capitata sulla pagina e lì con tutta la lista di questi cani sono stata fulminata da Zeus e l'ho amato proprio dalla prima volta che ho visto quella foto. Ci ho pensato un po' perché insomma è un cambiamento, insomma un altro cane.
però diciamo che è stato proprio una decisione, cioè, presa con il cuore e proprio desiderato tantissimo. Sono definiti cani divano, quindi è vero, tu ecco, ci confermi, anche chi vive in appartamento può prenderli, può adottarli? Assolutamente sì. Cioè, allora, la mia piccola qui sotto, la mia piccola Tata, come la chiamo io, dal giorno zero è salita sul divano e non si è più scollata. Lei adesso da circa un paio di mesi, lei dorme sul divano, cioè, proprio il divano è la sua zona comfort, quindi davvero anch'io pensavo, cioè io ho una casa che è 90 metri quadri, quindi non stiamo parlando di una super villa o di un appartamento enorme, ma ci stiamo tutti, c'è spazio per tutti, c'è un amore immenso, e quindi davvero anche chi è un po' in dubbio per il fatto di pensare magari oddio non ho cioè ho poco posto, davvero non deve pensarla questa cosa qui, non deve pensarla. Allora, io volevo appunto chiederti di fare un invito ai nostri amici ad adottare un levriero, tu mi hai già risposto, ma te lo rifaccio. Ecco, invita i nostri cari amici a pensarci, a mettersi, come dico io, una mano sulla zampa, no, una zampa sul cuore e, come dire, ad aiutarci tutti. Allora, davvero, è un impegno, però cioè, ritorna tanto, l'amore che danno loro è immenso, quindi un impegno magari piccolo di una passeggiata, di una corsetta, comunque di dedicare del tempo, ma loro ti ridanno indietro 100 volte di più. Quindi un impegno piccolo, ma torna un amore pazzesco, 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 che chi non lo prova non può credere quanto loro sentano come ci sentiamo noi, se ci sono problemi, cioè anche le giornate più difficili magari per il lavoro o per qualcosa, loro sono lì, sono vicini, sono presenti, e quando si chiude la porta di casa che ci sono loro, qualsiasi preoccupazione svanisce e diventa, cioè anche se può essere grande, però cioè, ti passa, svanisce, no? Perché ci sono loro e tu, cioè, allora a me capita ogni volta quando torno, dico mamma mia, per fortuna che ci sono loro, beh dai, sono qui con loro, e tutto quanto passa, anche nelle giornate più complicate. Con loro è proprio un altro vivere. Grazie. Di niente, a voi. Grazie mille.